S. Antonio Greppi. Stacco della macchina veloce Remember Me con Luca Farolfi che prende il comando ma gli rientra Reila, quindi Reila riesce a rientrargli con l'aiuto della curva la debuttante di Roberto Andreghetti e prende il comando, quindi desiste in seconda posizione Remember Me davanti a Rapida Jet, mentre si è attardata rumbo M. 15 tra i primi 200 metri da parte della debuttante figlia di Conway Hall, che è al comando su Remember Me e Rapida Jet, mentre in quarta posizione lungo la corda è Reality Rock. Numero 7, rumbo M, squalificato. Primi 400 metri in 33, con Reila sempre in vantaggio su Remember Me. Poi Rapida Jet, seguono poi lungo la corda Reality Rock, poi vediamo Regina dei Greppi, lungo la corda anche Res 9 RL, 48 scarsi, primi 600, passaggio davanti alle tribune, praticamente una fila indiana, accenna a spostare Replay Rock, però viene anticipata da Giuseppe Pistone con Rapida Jet che si pone ai fianchi di Remember Me, giro in 1-3-6 con Reila sempre in vantaggio su Remember Me, avanza all'esterno Rapida Jet trascinandosi Reality Rock, poi a largo anche Regina dei Greppi, mentre chiude il gruppo Ruba Bibi, chilometro in 1.19.2 con la figlia di Conway Hall Jenna che conduce sempre, anzi allunga sul rettilineo delle scuderie, ma non riesce per il momento a scrollarsi di dosso Rapida Jet ancora in quota, spunta a mantenere il ritmo Remember Me, mentre più tonica sembra all'esterno Reality Rock, 15 secca la frazione delle scuderie, Reila sempre in vantaggio, Rapida Jet cerca di prendere fiato nella sua scia, all'esterno Reality Rock, dalle retrovie prova anche Reply S, ultima curva passata in 15.6, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Reila attaccata di dentro da Rapida Jet, poi l'esterno da Reality Rock, ultimi metri ma Reila ancora in quota e viene a vincere al debutto davanti a Reality Rock e Rapida Jet.